oggi qui ad Agrigento per questa assemblea quadriennale. Si fa un bilancio dell'attività svolta nel territorio, ma anche in prospettiva quello che c'è da fare, e sicuramente sarà tanto per le imprese artigiane del territorio. Beh sì, sono ben lieto di essere qui all'Assemblea elettiva di Agrigento, che è una realtà importante nel quadro nazionale della Sicilia. L'occasione dell'Assemblea è per fare il punto dell'andamento dell'attività, il lavoro svolto, la prospettiva futura. Noi rappresentiamo un mondo di artigianato e di piccola impresa che ha un grande valore nel territorio, nella possibilità che il territorio cresca e sviluppi. Spesso e volentieri però da parte della classe politica e amministrativa non troviamo sempre la dovuta attenzione per questo mondo. C'è un'attenzione che guarda a volte più l'impresa, la grande impresa, le dinamiche più consistenti, ma nei fatti il nostro paese è fatto di piccolissime imprese, in questi territori in modo particolare. Quindi siamo impegnati a tutti i livelli per fare in modo che l'artigianato l'impresa diffusa nel nostro territorio possa consolidarsi e superare queste fasi che non sono così ottimali. Vediamo che i dazi, il problema dei conflitti che continuano ad aumentare invece di diminuire, creano incertezze e questo non aiutano le piccole imprese che avrebbero bisogno di un quadro di riferimento su cui poter operare. L'estate col turismo in un qualche modo ci aiuta, siamo impegnati a fare in modo, quando si arriva in autunno, che tutte le risorse del PNR, dei fondi strutturali, siano scaricate a terra e ci sia la possibilità per le imprese di rifare investimenti e guardare il futuro con minore preoccupazione. Sì, la CNA in questo periodo si trova in una fase assembleare, ogni 4 anni rinnoviamo le cariche. Agrigento, oggi è toccata ad Agrigento, lo stiamo facendo in tutta la Sicilia, per arrivare il 18 di luglio con l'assemblea regionale, dove faremo un'iniziativa, come dice lei, faremo il quadro delle attività che abbiamo sviluppato in questi 4 anni e le lanceremo per il futuro per le nostre imprese. In un momento delicatissimo della nostra economia, dove da un lato le imprese cercano di mettersi in gioco, dall'altro troviamo da parte delle istituzioni a vari livelli un taglio della spesa, somme che vengono trasferite al nord, costi per la burocrazia, per la gestione dei servizi per quanto riguarda l'autotrasporto, che hanno un costo quasi di 20 milioni l'anno. La CNA è pronta ad sedersi nei tavoli per poter discutere il futuro delle nostre imprese. Alle imprese servono misure che siano a misura delle imprese, non finanziamenti a pioggia che magari non vengono utilizzati e poi magari si trovano in difficoltà. Il taglio di 20 milioni di euro ai confidi sicuramente non è una buona notizia, no? Sì, questo ce lo troviamo con l'ultima delibera di giunta, un taglio di 20 milioni che erano le somme che erano destinate ai confidi, sia per la patrimonializzazione sia per l'abbattimento in conto interessi. Erano le somme che le associazioni di categoria avevano messo nella contrattazione periodo del Covid, che non sono stati mai utilizzati pur avendo messe a disposizione la nostra competenza per trovare una sintesi per poterle erogare ai confidi. Oggi ci troviamo che questi 20 milioni sono stati spostati per una misura di IRFIS, così si dice, in completamento delle misure che non avevano la capienza per poter completare la graduatoria. È un fatto negativo dove la concertazione purtroppo non avviene nei tempi e nei modi in cui noi l'abbiamo chiesta. Lì apriremo un'avvertenza importante perché i consorzi fidi sono un volano importante per le imprese. I 20 milioni potevano portare e produrre garanzie per un moltiplicatore di 20, quindi 400 milioni di euro che arrivavano per le nostre imprese. Dall'altro con il Medico Credito Centrale la Regione ha messo più di 100 milioni a disposizione per le banche, quando le imprese, quelle più che hanno necessità di essere sostenute, non hanno questa possibilità di usufruire del Medico Credito Centrale. Professore Tuzzolino, oggi qui in questa interessante convention, in questa location, c'è questa assemblea elettiva quadriennale della CNA e si firmerà un importante patto d'intesa di collaborazione con il Polo. Di cosa si tratta?
Bene, io sono qui presente in questa giornata, questa manifestazione che ritengo molto importante per testimoniare la presenza dell'Università di Palermo, del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, che lavora insieme a CNA e che vuole veramente costruire delle relazioni attraverso le quali i nostri studenti, i nostri laureati possano davvero trovare nel tessuto produttivo del territorio uno sbocco e una efficiente diciamo, occupazione. Abbiamo lavorato tanto alla costruzione di una convenzione che oggi firmeremo per tirocini, per un legame più diretto tra l'università e il mondo delle imprese e dell'artigianato. Mi pare molto importante perché al di là della formazione teorica che noi diamo all'interno dei nostri corsi universitari, dovremmo, e pensiamo di farlo così, creare i presupposti perché i nostri giovani trovino lavoro nel territorio, occupazione nel territorio, anche attraverso i tirocini curriculari che sono già una presa di contatto con le aziende, con le imprese e che testimoniano veramente un modo, diciamo, moderno e intelligente di collegare università e territorio. Oggi assemblea elettiva quadriennale da parte della CNA, un bilancio di questo suo quadriennio e si andrà verso la rielezione. Sì, oggi celebriamo la nostra assemblea quadriennale elettiva. Si stanno svolgendo in tutta Italia le assemblee in realtà perché arriveremo a dicembre con l'elezione del Presidente nazionale. Lo stiamo facendo in una splendida location per la quale ringraziamo il Sovrintendente dei Beni Culturali. Ma siamo orgogliosi anche di avere oggi presente qui con noi il segretario generale Otello Gregorini, a dimostrazione del fatto che c'è un grande interesse nei confronti della nostra CNA da parte di CNA nazionale. Abbiamo anche il piacere oggi di sottoscrivere un accordo con il polo universitario, quindi con il professore Tuzzolino, proprio per mettere insieme una filiera che veda giovani studenti, quindi università e imprese, per cercare di formare nuove expertise che abbiano comunque uno sbocco a livello occupazionale nel territorio, quindi formare gente che abbiano la possibilità di lavorare perché vengono formati rispetto alle esigenze delle imprese. Poi avremo il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, con il quale abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione in un'ottica di legalità nei confronti delle imprese e del tessuto produttivo del territorio. Sì, certo, il libero consorzio deve essere a fianco di queste istituzioni, perché la CNA possiamo dire che è un'istituzione come anche altre che tengono veramente in piedi il tessuto produttivo di tutto l'agrigentino. Ecco, sono sempre a servizio delle imprese, specialmente delle medie e piccole imprese, e quindi danno il sostegno giusto per andare avanti e per crescere, anche perché le grandi aziende sono attrezzate e sono ben coordinate e organizzate, le piccole, medie e piccole aziende hanno bisogno, ecco, di queste associazioni che gli garantiscono un sostegno fattivo nelle nuove bandi che escono, nelle normative sulla sicurezza del lavoro, sulla competitività e quant'altro. Quindi che ben vengano queste iniziative, la provincia è accanto a loro ed è anche con loro, perché dobbiamo fare crescere un tessuto di imprese piccole, perché la maggior parte delle nostre imprese sono imprese piccole, per cercare di trasformarle in imprese medie quantomeno.